succedendo a Renzo Perin? Sta succedendo che c'è una pandemia sulle viti incontrollata, non ancora ben identificata. Si dicono tante cose, mal d'esca, flavescenza dorata, ma in realtà le piante muoiono senza che possano farci niente. Andiamo a vedere. Camminiamo in mezzo ai filari di un'azienda agricola con Renzo Perin. Ecco, questo è quello che sta succedendo alle foglie. Renzo, di cosa si tratta? Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori? Tecnicamente è un virus. Che virus sia è da appurare, ma molto facilmente si tratta di flavescenza dorata. Flavescenza dorata, che cos'è? È un virus che attacca la pianta, si manifesta accartocciando le foglie, appassendo l'uva, come potete vedere, ingiallendo i cavi che poi diventano secchi, praticamente è il legno nero. Le risulta che questo è un fenomeno generalizzato? È un fenomeno generalizzato soprattutto sulle viti che hanno oltre 10 anni. Andiamo a vedere altre viti ammalate con Renzo Perin, che si fa portavoce di questa situazione, lanciando un appello alle nostre istituzioni, al governatore Zaia, all'assessore Pan, a tutte le cantine, ai consorzi di tutela del prosecco. Questo è prosecco, Renzo? Sì, glera prosecco. Questo è glera prosecco, Sì. E stiamo vedendo che quest'anno è particolarmente colpito da questa malattia. Un gravissimo danno alla nostra economia, alla nostra agricoltura. Come se non ne avessimo abbastanza di virus che colpiscono la popolazione. Adesso anche il virus che attacca il prosecco, la flavescenza dorata. Bisogna fare qualcosa. Ma cosa si può fare allora nel dettaglio? Nel dettaglio io dico che bisognerebbe occuparsi di più del sistema manuale della vite, troppo meccanizzato. Sono ferite le piante da basso, vengono macinati i cavi ammalati nei filari, viene potato in un sistema poco professionale, vengono tagliati i cavi con le macchine che trascinano il virus da una vite ammalata a una sana. Questo sistema deve assolutamente essere cambiato. Vedo che nessuno fa nulla. Ma cosa si può fare? Cosa si può fare? Cosa possono fare le nostre autorità? Le autorità bisogna anche parlare anche qui con gli agricoltori, che purtroppo i vitigni sono in mano a squadre o a terzisti, non sono in mano a agricoltori come quando eravamo io nell'età che lavoravo la terra. Adesso purtroppo è tutto meccanizzato, è tutto industrializzato, è tutto portato più alla produzione che alla qualità, secondo me. Però io non sono nessuno per dirlo, ma non combattere queste situazioni è sinonimo che qualcuno se ne sta fregando assolutamente. Le istituzioni ancora non si sono interessate o preoccupate del fenomeno? Mi risulta che non si sia preoccupato nessuno, probabilmente neanche i viticoltori. Vedono il protrarsi del danno, ma sono disperati e non sanno che fare. Però io qui vedo che è abbastanza, diciamo, ecco, questa ancora è ancora un altro inizio, però vedo che è abbastanza contenuto il danno, almeno in questa azienda agricola. Ecco, questa è malattia abbastanza avanzata e questa dai testi, i documenti che ho, risulta assolutamente flavescenza dorata, legno nero.